Intanto devo dire con il piacere di aver continuato una discussione già iniziata 3 anni fa e i miei ringraziamenti agli amici che vi hanno proposto, ci hanno proposto le loro riflessioni su questa tematica. Non credo sia frequente di trovare personalità così illustri, avere la fortuna di presentarti un libro delle persone così autorevoli, ma è soprattutto delle persone che sono parte, almeno alcuni, di tutta questa vicenda. Siamo trattenuti così a lungo, indichi anche che questo è il miglior complimento per un autore, il fatto che il libro stimoli il dibattito, poi una volta che è licenziato vada come vada. Il fatto che abbia stimolato la testimonianza e soprattutto impegni per il presente. Io credo che al caro professore Rio mi permetta il regalo più grande che possiamo farle è di assicurarle che la battaglia contro l'oppressione dei sardi continuerà e che nonostante le contraddizioni che pure ci sono e che spesso siamo tentati di considerare le istituzioni presenti come quelle finali, io credo che questo sia il vero problema di approccio del sardismo recente, di considerare queste istituzioni che ormai sono decrepite, sono nella fase finale, sia perché verranno sostituite da altri, sia soprattutto se decidiamo noi di cambiarle. E che in questa fase è difficile gestire le due cose, a meno che non si riesca a immettere in questa fase di decadenza il germe delle cose nuove. E qui abbiamo un assessore alla cultura che ringrazio per le parole che ha dato, a cui tocca questo parte importante di dare questo messaggio, soprattutto per l'aspetto così significante del ruolo che la cultura può avere in Sardegna. A Michele che cosa è servito il Partito Sardo? Io credo che il merito vostro, della vostra generazione, quando eravate 30.000, 20.000, è l'aver continuato, l'aver durato, l'aver lasciato aperta una porta, l'aver lasciata la casa, che poi fosse un palazzo o una piccola casa, la cosa è secondaria, ma l'importante è che dopo in questa casa era aperta quando altri ci sono voluti entrare. Mario Medici ci ha dato una classica lezione di una relazione sardista, di una lettura di 30 anni di come si faceva un tempo, di come linearmente si toccavano i punti e si vedevano le contraddizioni. In quel modo la in questo convegno, perché è tale l'impegno che tutti ci hanno profuso che sono tutti piccoli saggi i vostri interventi. E adesso permettete dirò qualcosa che a me è caro, ed è che richiamando un po' la copertina c'è un'ulteriore possibilità di metafora, ed è che Michele, visto di spalle, è di fronte a un portone chiuso, a un portale campidanese chiuso. Michele e i suoi amici di quel periodo, quanto fosse difficile, quante passioni abbia suscitate quelle idee, ne abbiamo visto una prova poco fa. Ed era così. Ecco, già nel 65 tutte le osservazioni critiche sull'autonomia realizzata dopo 15 anni erano tutte sul tappeto. Dalla politica istituzionale, dalla politica economica, dai costumi di governo, dal modo di governare, era già tutto scritto. Ma soprattutto era scritto anche le soluzioni. Per caso, per una relazione che
un piccolo incontro che c'è stato ieri in Fondazione Sardinia, mi sono permesso il lusso di confrontare l'ultimo documento della Commissione Statuto, che sta per essere licenziato, che ho potuto sbirciare, ma soprattutto ho potuto vedere il documento pubblico che c'è a monte di quello, e vediamo che tutte quelle proposte dello Statuto, della Commissione Statuto, erano scritte a metà degli anni 60. Quel portale è stato chiuso per 30 anni. Quando in Sardegna si dice che il problema è la costa, ci sono da 30 anni, il problema non è la costa. Il problema, leggendo questa storia, è intanto una lealtà alla questione sarda, perché gradualmente noi abbiamo tre grandi scissioni. La prima è tutte in contemporanea rapporto con l'Italia. Abbiamo la prima scissione nel 23. La Sardegna è sardista, l'Italia è fascista. Come mettere insieme queste di prendere armi, congresso di Nuoro, chiamare i combattenti a resistere alla corazzata e ai carabinieri mandati dal governo, o difendere la democrazia, oppure fare l'entrismo all'interno del fascismo? Ma li ha lacerati, ed erano entrambi sinceri, sia quelli che si opposero e passarono alla resistenza più tardi, sia quelli che, almeno parte di quelli che vollero provare a sperimentare il sardismo nel fascismo. Ma la differenza era l'Italia da una parte, noi dall'altra, la nostra diversità, la valutazione diversa sul momento. Nel secondo dopoguerra il mondo si divideva in due blocchi, il problema della lealtà che si poneva a Lussu qual era? La possibilità di una continuità del ruolo del partito sardo, cioè i sardi che sperimentassero da soli un loro cammino. Anche lì l'Italia andava in una direzione, ai sardi ci sarebbe potuta essere una possibilità. Nel 65 è finita l'autonomia, nel 65 si inizia a discutere dei poli di sviluppo, nel 65 la Sara c'era già, Rovelli stava già iniziando la scalata alla petrolchimica, la Costa Smeralda era già partita, tanto per intenderci, e già i documenti parlavano di crisi della rinascita, era già chiuso a livello istituzionale, a livello economico, lo Stato non dava risposte. C'era chi voleva capirlo, ed era questo gruppo di manipoli che poi ha cambiato il partito sardo, e vincendo in sostanza il congresso del 1968, perché poi è cambiato lo statuto, c'è tutto, e c'era chi era stato contrario. Ma soprattutto chi era contrario? Contrari erano i sardi, che seguivano altre idee, erano in preda e interni alla logica della modernizzazione. Ma quei sardi mica sono lontani, sono io, sono tutti noi che uscendo dai paesi abbiamo fatto il viaggio. Abbiamo fatto il viaggio verso la modernità, siamo andati a studiare, abbiamo sperimentato il mondo, abbiamo fatto le lotte nelle università, le lotte sindacali, poi siamo tornati. Il sardismo, il moderno sardismo, è un viaggio di ritorno dalla modernità, ma non per non essere più moderni, ma per esserlo di più. Perché se si può vedere il mondo, si può fare un viaggio nel mondo per poi vivere nel proprio mondo. E senza togliere, senza troncare i legami col resto, ma vivendoli più intensamente, perché li si è percorsi, ma soprattutto si vuole assumere fino in fondo la responsabilità. E per noi siamo a questa porta. 10 anni fa i sardi hanno affidato al partito sardo di aprirla. Ecco, c'è una diversità nella storia recente del partito sardo rispetto alla fase precedente. Nella fase precedente i sardisti avevano l'orgoglio di essere migliori dei sardi. Ora questo elemento subisce un punto interrogativo. Ci sembra che la società sarda ponga delle domande e che ci siano delle delusioni. Quella porta, se non l'apriamo noi, se non l'aprono i sardi, e a mia valutazione non bastano neanche i 3 o 4 organizzazioni che si richiamano al sardismo a aprire quella porta. Il rischio è che l'aprano altri, ma l'apriranno secondo le loro logiche, secondo i loro interessi, e probabilmente questa cosa è già in corso. Noi siamo di fronte a una guerra civile virtuale. Non è casuale quello che la Lega sta facendo. In una società mass mediatica sta usando tutte le terminologie e tutti i processi concettuali che negli anni 60
hanno usato i movimenti di liberazione del terzo mondo, e provo a dirlo, nazione padana, autodeterminazione, Parlamento di Mantova, CLN, successione, forme e strumenti di lotta, fiscali, eccetera, per spaventare lo Stato. Ma io non so se spaventerà lo Stato, probabilmente riuscirà a convincerli a trattare tra Padania e Roma, ma sicuramente armerà lo Stato, lo predisporrà se altri più deboli tenteranno di difendere i propri diritti. E tra i propri diritti dell'unica nazione che c'è in Italia, oltre quella italiana, o almeno, non so quella italiana come si autodefinisca, ma sicuramente quella sarda la definiamo nazione, e che pone molti di questi problemi, è la Sardegna. Al nord quindi la Lega giova e gioverà, indipendentemente dagli sviluppi e dalle possibili contraddizioni. Ma l'economicismo di fondo, l'egoismo di massa e il dadoismo sociale, intrinseco nella sua operatività e nella sua ideologia, si sta imponendo anche nei rapporti tra le istituzioni territoriali, e lascia poche speranze se noi ci affidiamo esclusivamente alla solidarietà. In questo io vedo un elemento di debolezza terribile nei documenti del Consiglio regionale. Se la solidarietà non ha funzionato con lo Stato unitario, potrebbe agire con uno Stato federale che viene richiesto e ottenuto con motivazioni e a fini utilitaristici? Cioè, almeno la legittimità del dubbio, ma almeno non siamo così ingenui da non porci questo problema. Ecco, da questo punto c'è un'altra cosa di più. Mentre al processo federale il Nord cammina con le assemblee e le bandiere al vento, la Sardegna si avvia con le pagine di una commissione. Quasi si trattasse un problema di 5-6 persone del Consiglio regionale e non del massimo problema di questa fase storica dei sardi. A questo punto non è più un problema di volume o di scrivere terzi, quarti, quinti. Credo che tutti preferiremmo essere protagonisti di questo pezzo della storia. Poi la scrittura potrebbe anche aspettare, perché mentre per questa roba qui c'è un problema di dovere, di coscienza morale, di avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, di pagare dei prezzi, di pensare ai nostri figli che cosa troveranno, di dimostrare se siamo liberi o se siamo servi, se siamo disposti per piccole comodità. È finita la pacchia dell'assistenzialismo, neanche più le pensioni arrivano così come prima. Ora le pensioni verranno pagate a seconda di quello che tu versi, non c'è più nessuna scusa. Forse solo pezzi della classe dirigente hanno ancora prebende da difendere, ma sempre più gran parte del popolo sardo ne avrà sempre di fronte. Cosa fare? Beh, è chiaro che questo è solo un momento di discussione. Però il problema è il luogo dove ci incontriamo, quando, con chi. E poi in fondo la politica è questo. Il luogo può essere una piazza, può essere una sala, può essere la televisione. La cosa è arrivarci così come diceva Michele. E qui rispondo anche, non rispondo. Io con Gianfranco Murtas ho una stima, un'amicizia. Mi rimprovera che io mi sento più sardo che italiano. In realtà le identità possono essere moltissime. Io mi sento più sardo che italiano, ma penso che siano moltissimi qui e non è scandaloso. Ma io penso, se voi leggete i libri di Gianfranco e lo spirito che lo anima, la profonda moralità, io credo che sicuramente ci ritroveremo insieme, perché, e qui concludo con Michele, che è venuto il tempo per intenderci, per un cordiale colloquio tra i sardi. E anche stasera abbiamo iniziato e spero che continueremo. Vai. Molti hanno desiderio di parlare, ma il tempo non lo consente. Vi ringrazio a tutti, in particolare i relatori che sono stati così attenti alla nostra iniziativa. Grazie.